tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci ritroviamo nuovamente qui all'interno della nostra mappa conquista, proprio per decidere, prima ovviamente di catapultarci nel nostro scenario di gioco, la nostra strategia di guerra inerente al nostro contesto del Mediterraneo. Allora, all'interno del gameplay precedente volevo delle opinioni ovviamente da parte vostra riguardante la mia nuova strategia di guerra, che sicuramente era inerente alla guerra con la Libia, proprio perché era riuscita a soffiarmi la cittadina di Iol. Ma adesso date un'occhiata, proprio vicino alla segheria del legname della cittadina di Iol, un gruppo di ribelli punici sono riusciti a ribellarsi e a intrattenere il popolo libico per qualche mese proprio nella cittadina che ci avevano soffiato. Allora, però questo mi ha fatto riflettere e mi è venuta in mente un'altra strategia. Sicuramente analizzando le vostre teorie ho visto che si sono create più o meno si sono creati due schieramenti, una serie di persone come dire più neutraliste, altri più interventiste, alcuni a favore della guerra, altri invece un pochino più neutrali. Sicuramente avevo un'intenzione di concentrare la mia attenzione bellica verso qualche altra nazione, qualche altro stato. Allora, io ho pensato, ho valutato le vostre proposte e ho capito che era necessario intanto sbarazzarci dei Maesili. L'unica città ormai appartenente ai Maesili è la cittadina di la regione di Midgol, come potete ben vedere, della provincia Mauritania, e sicuramente la regione più a sud, proprio sotto il nostro insediamento di Tignis. L'ho impostato come obiettivo militare e sicuramente già ci sono delle diverse flotte appartenenti sicuramente ai Cantabri e ai Lusitani, addirittura due flotte, due ammiragli dei Lusitani che intendono distruggere questa dannata cittadina. Sicuramente hanno impostato, diamo un'occhiata direttamente dalla nostra mappa con rilievo, hanno impostato delle diverse unità per difendersi, come per esempio gli scorpioni del deserto, ma sicuramente non riusciranno a reggere la controffensiva. Quindi sicuramente per quanto riguarda il problema Maesili siamo coperti e riparati. Allora, io avevo intenzione ragazzi di non dichiarare guerra alla Libia, valutando tutte le vostre opzioni, e concentrare la mia forza militare verso qualche altra nazione. Allora, intanto sono riuscito a potenziare le unità come mi avete consigliato, date un'occhiata. Adesso le nostre unità, sicuramente dei guerrieri del Guado, hanno armi più potenti, armi di livello 1, che sono state ottenute certamente nella provincia di Gadira. Allora, la provincia di Gadira per adesso si ritrova con un -1 per quanto riguarda l'ordine pubblico, sicuramente ciò dovrà essere migliorato nei prossimi turni. Infatti avevo intenzione di demolire il territorio recintato, ovvero il terreno recintato, per costruire qualcosa che faccia aumentare l'ordine pubblico, perché sia questo esercito che quest'altro residente a Tignis deve essere liberato in modo tale da concentrare la nostra forza militare altrove. Innanzitutto qui sto costruendo ovviamente a Tignis una bella sacra recinzione per aumentare l'ordine pubblico e quindi svincolare l'esercito. Però una cosa molto interessante è che sono riuscito a costruire l'onagro britannico, una sorta di arma d'assedio molto interessante per distruggere mura e fortezze, quindi ci sarà molto utile nei prossimi turni e soprattutto nelle prossime battaglie. Allora, per quanto riguarda invece i nostri agenti, vediamo un pochettino di inviarli verso la nostra nuova strategia di conquista. Mandiamoli in mare ragazzi, quindi sicuramente non ci ritroveremo in Africa, bensì verso un'altra nazione. Allora, andiamo un attimino da questa parte. Benissimo. Allora, vi ricordate che appunto vicino alla provincia di Iol avevo raggruppato una sorta di esercito, una sorta di flotta, ed eccola qua, si ritrova proprio nei pressi delle Baleari, pronti a intraprendere un nuovo viaggio proprio verso la penisola italica. Ho intenzione di scavalcare direttamente le due isolette, ovvero la Corsica e la Sardegna, per effettuare uno sbarco direttamente nella penisola italiana, sbarcando magari nel territorio romano in 3 zone diverse, precisamente nella zona dell'attuale Toscana, magari anche nel Lazio e probabilmente anche in una zona inerente alla Campania, in modo tale da circondare Roma secondo 3 fronti diversi e scavalcare l'Appennino per conquistare anche la zona adriatica, come potete ben notare, che appartiene per adesso anche agli Elvezi, ottenere tutto il controllo della penisola italiana prima che i reti riescono a sopprimere appunto Roma con la loro potenza bellica. Quindi cercheremo di effettuare questa bella strategia in modo da avere anche l'aiuto della Libia, che si ritrova appunto insediata vicino Siracusa. Appunto vediamo un pochettino, sicuramente qui ritroviamo Cartagine, che sicuramente è anche alleata della Libia, che potrebbe darci una mano. Quindi anche la Libia, che è in guerra con Sparta, potrebbe darci una mano. Io mi ricordo che Siracusa era appunto dei libici qualche giorno fa, però adesso Sparta sta cercando di darci fastidio, quindi magari anche dopo aver conquistato la penisola cercheremo di espanderci verso il Peloponnese, tutta la zona ovviamente inerente al contesto est. Allora, intanto vediamo di organizzare il tutto. Stiamo scoprendo, per quanto riguarda la tecnologia, sempre tattiche di guerra, e questo è sicuramente un bene, però vediamo un attimino di spostare i
nostri eserciti. Io direi ragazzi, per muoverci, di utilizzare la marcia forzata, visto che avremo sicuramente più capacità di movimento, però non abbiamo bisogno di combattere battaglie. Le forze che si trovano in questa modalità vengono sempre attaccate con imboscate, le unità in questa modalità non possono radunare nuove forze. Sicuramente siamo al massimo delle nostre possibilità e possiamo attuare la marcia forzata. Allora, prendiamo un bel traghetto e imbarchiamoci sicuramente verso Roma per sbarcare secondo 3 fronti, come appunto vi ho citato. Ho imbarcato anche il nostro grande signore della guerra, il nostro grande Magnum PI, proprio verso il nuovo obiettivo. Intanto vediamo di procedere da questa parte. Per quanto riguarda la provincia di Tarraco, sto reclutando una bella flotta, come potete vedere, incursori d'assalto, incursori d'assalto medi e anche incursori da tiro, che sicuramente ci aiuteranno a gestire la situazione nel Mediterraneo molto bene. Per quanto riguarda la provincia di Terraconensis, eccola qui, di Tarraco, scusate, possiamo notare che ho impostato una sacra recinzione, appunto, per migliorare l'ordine pubblico, perché se uscissi con i campioni d'Albione, l'ordine pubblico andrebbe un pochino a decrescere, però possiamo anche muoverci da adesso, perché non credo che ci saranno particolari problemi nei prossimi turni. Quindi io direi ragazzi di procedere, questo è un esercito, come dire, di supporto, ma anche di attacco, quindi vediamo di utilizzare la nostra marcia forzata per imbarcarci nuovamente verso Roma. Bene, e intanto lasciamo la flotta inerente a questo contesto, perfetto, vediamo di procedere. Attenzione che questa è una zona un pochino complicata, vediamo di passare da questa parte, scusate un attimino ragazzi, perché altrimenti se ci gettassimo in mare aperto andremmo sicuramente a soffrire il logoramento, perché ci troviamo in acque molto profonde, gli scafi nel 155 a.C. non erano come quelli odierni, quindi vediamo un attimino di procedere lungo la costa. Benissimo. Per quanto riguarda il volere di Andraste ci ritroviamo al massimo, solo qualche unità che deve recupereremo nel corso del tempo. Benissimo, intanto cerchiamo di procedere anche da questa parte. Per adesso l'economia sta andando abbastanza bene, ho reclutato anche diversi uomini. Comunque mi era venuta in mente anche un'altra idea. A Tolosa, come potete ben notare, ho demolito i bassifondi che si erano andati a creare e sicuramente non ci saranno problemi di ordine pubblico. A Nemossos ritroviamo qualche problemino, però sarà l'unica città che ci fornirà supporto bellico per quanto riguarda il contesto della Suebbia. Vi ricordate che appunto dobbiamo anche conquistare questo territorio che si ritrova un pochettino a nord, proprio da queste parti, per ottenere quindi definitivamente la nostra vittoria. Eccola qui, deve essere appunto da queste parti. Comunque la base di Nemossos sarà fondamentale, eccola qui, per garantire il supporto e la conquista di quella bella regione. Intanto possiamo anche svincolare a Bibracte le spade del potere, che sono ferme almeno da 30 anni in questa città. Vediamo intanto a Cenabum di costruire qualcosa di interessante, vediamo se l'ordine pubblico andrà a decrescere un attimino. Ok, non c'è nessun problema, quindi consolidiamo nuovamente la nostra economia con un bel terreno recintato. Allora, questo esercito sicuramente ha bisogno ancora di altri uomini, quindi passiamo un attimino dalla nostra cittadina di, vediamo un po', di Nemossos, e andiamo a reclutare delle unità di tutto rispetto, ovvero i gruppi di soldati scelti con spada. Vediamo un pochettino se possiamo reclutarli e andiamo ad eliminare qualche unità di poco conto, come per esempio gli uomini liberi di leva e così via. Allora, vediamo un attimino se possiamo congedare questi uomini e andiamo a reclutare dei veri combattenti di tutto rispetto. Allora, diamo un'occhiata. Allora, all'interno della sezione recluta unità. Allora, abbiamo reclutato 2 gruppi di soldati con spada, sono molto utili nel combattimento corpo a corpo, potete vedere che hanno anche un'alta armatura, quindi possiamo reclutarne anche qualche altro e magari qualche lancia. Per esempio questi gruppi di lancieri scelti potrebbero essere molto utili. Potete vedere che questi uomini hanno armi di livello 2 e quindi saranno molto più offensivi nel combattimento, proprio perché ritroviamo un maniscalco da queste parti. Benissimo, allora per quanto riguarda questa sezione ce la stiamo facendo, attuiamo per adesso non possiamo reclutare, giusto? Miglioriamo queste unità in modo tale da fargli avere anche loro delle armi di tutto rispetto. Vediamo un pochettino se possiamo farlo. Armi di livello 2, benissimo, ci aiuteranno tantissimo ragazzi. Questo esercito, i corni di Camulo, per adesso lo lasciamo a Namnetum, ma poi lo invieremo nuovamente a Nemossos per farlo rifornire di armi e attaccare certamente la Suebbia. Benissimo, intanto le nostre unità. Allora, questo volere di Andraste io ragazzi non lo so, lo farei sbarcare invece di dirigerci immediatamente a Roma, a Nemossos, per fare una sorta di rifornimento di armi e munizioni, per essere sempre più competitivi. Quindi un attimino una tappa da queste parti. A Tolosa io direi che non è necessario ultimare un'altra sacra recinzione, ma un terreno recintato è più che sufficiente. Benissimo, i campioni di Albione per adesso vanno abbastanza bene, quindi io ragazzi vorrei non avere tutti gli eserciti
come dire, potenziati al massimo, altrimenti andremo a perdere troppo tempo prima della nostra conquista. Però io credo che in queste condizioni ce la possiamo fare. Abbiamo circa 4 eserciti colmi, come dire, di unità, quindi non ci sono particolari problemi. Allora, a Tignis come va la situazione? Stiamo per ultimare il nostro processo, vediamo un pochettino, dobbiamo ancora rimanere qualche anno qua dentro, però ce la faremo. Ok ragazzi, possiamo intanto passare il nostro turno e attendere quindi la nostra prossima mossa. Credo che questa strategia di conquistare la penisola italica sia appunto la più idonea, altrimenti ci saremmo bloccati in Africa, con la Libia, avremmo avuto dei particolari problemi, però sempre la campagna in Italia è molto interessante, adesso anche che Sparta si è introdotta all'interno di questo contesto, noi stiamo migliorando le nostre armi. Adesso io, per fare un pochino più in fretta, non voglio migliorarle tutte adesso, perché non vorrei che i Vivisci o i Cantabri dichiarassero guerra a Roma e poi ci sarebbero problemi per quanto riguarda la conquista e la spartizione dei territori, mentre così abbiamo diversi eserciti anche con armi un pochettino antiche, però Roma sta vivendo un periodo di grave tensione e forse riusciamo a strappare qualche bella cittadina. Intanto quando saremo poi nel territorio romano, se riuscissimo a conquistarlo, costruiremo diverse zone appunto per il rifornimento militare, e le zone di rifornimento militare che abbiamo adesso in Africa e in Europa Nord le distruggeremo e sposteremo quindi il nostro centro bellico verso ovviamente la nuova zona. Intanto notiamo un piccolo assedio navale da parte dei Lusitani insieme ai Cantabri, che cercano di porre fine all'impero appunto dei Maesili nell'ultima cittadina, ultimo baluardo di difesa, Midgol, che sicuramente appunto non ha niente da fare con tutte queste unità alleate. Allora, e infatti, come volevasi dimostrare, meno male che ci siamo lanciati ragazzi, i Vivisci dichiarano guerra a Roma, ci elogiano, siete forti, tuttavia mi chiedo il motivo della vostra disinteresse nei confronti di questa guerra, combattete. Allora, sicuramente i Vivisci hanno intenzione di combattere e noi li seguiremo in battaglia, avranno la nostra spada, però dobbiamo essere adesso molto rapidi per non farci fregare le province da questi dannati. Ecco appunto perché mi sono mosso così rapidamente. Allora, vediamo un pochettino, non ci sono notifiche, popolazione motivata nella regione celtica, vediamo quello che è successo, finalmente dopo anni si nota un po' di prosperità. Io direi di utilizzare vediamo un po', l'altare di Rosmerta causerà sicuramente un calo del salario totale allo Stato, come dire, delle entrate allo Stato, però ancora non lo costituiamo perché non ce n'è bisogno. Costruzioni, benissimo, popolazione incoraggiata nella Mauritania, sicuramente nell'attuale Marocco, vediamo se possiamo spostare queste unità definitivamente, vediamo un pochettino, ancora 4 meno in ordine pubblico, creiamo qualcosa che ci possa dar non solo ordine pubblico ma anche qualcosa in più per quanto riguarda l'agricoltura. Per esempio, diamo un'occhiata, ci servono almeno 4 punti di ordine pubblico, vediamo se li possiamo ritrovare da qualche parte. Purtroppo esclusivamente l'altare di Rosmerta è quello che ci fornisce il maggior numero di punti. Va bene, adesso sicuramente dobbiamo rimanere ancora qualche anno, ma a breve potremo lanciarci all'interno del territorio nemico. Bene, allora, io direi intanto di costituire una nuova fonte quindi di agenti, vediamo se possiamo reclutare qualcosa, magari una nuova spia, vediamo un pochettino, sì, questa potrebbe essere adatta, il nostro Dummelavlono, eccolo qui, con un'abilità di raggiro e a picca incendio che sarà molto importante per i prossimi turni. Va bene, abbiamo completato la nostra missione, quindi abbiamo per adesso un piccolo bonus, però adesso vediamo di muoverci con il nostro esercito principale, sempre vicino alla costa. Potete vedere che adesso già potremmo invadere Roma con questi 3 eserciti. Qui abbiamo la nostra flotta, per adesso cerchiamo di tenerla da queste parti, teniamo da questa parte un altro, vediamo di costruire, diamo un'occhiata, un bosco di Tautatis, in modo tale da avere altra influenza celtica e altro ordine pubblico. Però, allora, vediamo un pochettino, visto che ci sono dei particolari problemi con il tempo ragazzi, io direi che adesso non conviene più fermarci a Nemossos per fare rifornimento di armi e munizioni, perché ovviamente il territorio romano è sotto controllo da parte di alcuni alleati, quindi Vivisci, sicuramente anche i Cantabri romperanno le scatole, quindi è meglio ragazzi muoverci verso il territorio nemico in maniera molto rapida. Allora avanziamo con le nostre imbarcazioni, abbiamo carri da guerra, sicuramente queste sono armate come dire secondarie, ancora non abbiamo il massimo delle unità, però potrebbero dare molto fastidio ad alcune regioni. Ovviamente l'armata principale si ritrova ancora a Tignis, eccola qua, la potete vedere proprio da queste parti, appunto nello stretto di Gibilterra credo. Eccola qui, i vincitori di Ubraco con le nostre armi d'assedio che saranno molto importanti. Allora, vediamo di spostare anche i guerrieri del Guado, questa ovviamente anche altra armata importante, vediamo di portarla da questa parte. Con questi 3 eserciti io direi che possiamo già ottenere ottimi risultati nella conquista. Allora, primo sbarco avverrà certamente con il volere di Andraste, non completamente pieno di uomini, ma sicuramente
sicuramente molto particolare. Qui addirittura nella provincia di Velatri si produce del vino. Intanto vediamo di passare da questa parte, vicino a questa bella isoletta. Bene, allora vediamo quello che possiamo combinare. La nostra flotta sta per essere ultimata da queste parti. Vediamo un pochettino come sta andando. Un altro anno, atterraco 3 turni. Io direi, ragazzi, di... Allora, vediamo se possiamo un attimino annullare la costruzione e costruire il bosco di Rosmerta. Voglio tanto ordine pubblico, senza problemi. Ok, a Nemossos cosa sta succedendo? Vediamo un pochettino. Le spade del potere stanno per ultimare la loro principale attività. Possiamo reclutare altro? No. Appunto tra un anno ci dirigeremo anche con questo altro esercito di attacco nei riguardi dell'impero. Eccoci arrivati nel 153 a.C. Sicuramente abbiamo completato una bella ricerca. Addirittura hanno scoperto il nostro agente in incognito, non si sa dove, probabilmente nella nostra provincia. E c'è qualche, potete vedere, saggio che appunto crea problemi all'interno della cittadina di Tignis. Probabilmente vuol far abbassare l'ordine pubblico. Io direi, ragazzi, di assassinarlo immediatamente con una bella spada nascosta, la tipo Assassin's Creed, in modo tale da... fallimento tempestivo, addirittura abbiamo perso tutto. I tuoi fallimenti non hanno insegnato loro più quello che avrebbero imparato altrimenti, quindi sicuramente non abbiamo combinato un bel niente. Vabbè, cerchiamo di attendere ancora qualche attimo. Abbiamo completato la ricerca, quindi vediamo di specializzarci in qualcosa di più interessante. Allora, abbiamo ultimato le esercitazioni di guerra anno 2. Per quanto riguarda il deposito di munizioni, più 50% delle munizioni per le unità impegnate a difendere, 20% tiri al minuto per tutte le unità d'assedio. Potrebbe essere utile negli assedi appunto prossimi, però ovviamente le tecniche di torsione sarebbero molto ma molto interessanti. Io direi, ragazzi, di iniziare a scoprire appunto questa particolare zona del sapere, in modo tale da essere molto più competitivi negli assedi. Allora adesso possiamo lasciare finalmente la nostra fantastica provincia. Ok, adesso l'ordine pubblico è proprio adatto a noi. Vediamo di lanciarci immediatamente con una bella marcia forzata. Abbiamo raggiunto il massimo delle unità, va bene. E allora con una bella marcia forzata, eccola qua, proprio nel bel mezzo del mar Mediterraneo, per andare a incontrare appunto il popolo romano. Allora arriveremo un pochettino tardi per quanto riguarda questi vincitori di Obrauco, che come al solito sono i più forti mai creati dai nostri grandi reclutatori, però anche le due unità d'avanguardia, nuove reclute anche non ben fornite, cercheranno di dare del loro meglio. Allora sbarchiamo immediatamente in questa zona, ragazzi, per vedere che cosa si nasconde da queste parti. Allora dobbiamo annullare la marcia forzata utilizzando la modalità normale. Vediamo un pochettino, me lo sono dimenticato, però vediamo di capire quello che troviamo. Oh, attenzione, proprio nei pressi di Roma. Allora io direi, visto che abbiamo adesso notato la situazione, allora vediamo un pochettino. Per scendere dobbiamo ok, allora volevo solo, ragazzi, dare un'occhiata per quanto riguarda questa zona. Quindi intanto vediamo di arrivare con la marcia forzata da questa parte e scendere immediatamente proprio sulla foce di questo bel fiume. Allora, visto che a Roma ritroviamo un bel esercito comandato e la legione quarta fulminata, dobbiamo stare attenti, perché questa appunto cittadina deve essere conquistata necessariamente dal nostro esercito, che si ritrova proprio nel Mediterraneo, perché ha delle mura molto ben salde. Non possiamo perdere questa battaglia, quindi attenzione a quello che combineremo. Ancora i vincitori di Obrauco sono indietro, ci metteranno ancora qualche anno ad arrivare. Va bene, ma non è un problema, conquisteremo intanto la cittadina di Velatri. Quindi la mia idea di sbarcare su 3 fronti mi sa che è stata bocciata. Sbarcheremo su 2 fronti, ragazzi. Allora, per quanto riguarda il nord, abbiamo completato le ultime tattiche evasive per quanto riguarda le spade del potere, con appunto la marcia forzata. Questo sarà l'esercito più potente mai creato per quanto riguarda forza di armi e così. No, dove vuoi andare? Lo sapevo io che voleva passare da questa parte. Vi ricordo che da questa parte troviamo il territorio dei reti, quindi se passassimo da questa parte creeremo un disguido con loro stessi, creando quindi problemi di malcontenti per sconfinamenti e roba del genere. Va bene, allora ci ritroviamo proprio nei pressi di questa bella cittadina di Velatri. Vediamo di impostare proprio la nostra battaglia per dichiarare direttamente guerra a Roma. Addirittura possiamo reclutare dei mercenari, vediamo un pochettino, magari una bella cavalleria italica, visto che siamo da queste parti, o addirittura altri lancieri. Adesso vedremo. Eccoci, ragazzi, all'interno del 152 a.C. Come potete ben vedere ci ritroviamo nuovamente nello stretto di Gibilterra, perché Gadira e Tignis stanno soffrendo qualcosa per quanto riguarda l'ordine pubblico. Allora, appunto a Gadira non possiamo far niente per quanto riguarda l'ordine pubblico, a meno che convertire il terreno recintato in qualcosa di più interessante. Visto che continua questo ordine pubblico a rompere le scatole, dobbiamo definirlo nell'ultimo momento. Allora, intanto stiamo procedendo con i nostri eserciti. I vincitori di Obrauco stanno per adesso avanzando lungo la costa occidentale appunto dei nostri possedimenti. Addirittura anche i nostri nuovi impiegati allo spionaggio, i nostri impiegati alla guerra stanno avanzando appunto da queste parti. La nostra flotta è stata ultimata, i cercatori di Lyonesse, eccoli
qua. Non voglio sovraccaricare troppo questa flotta, ragazzi, perché per adesso non è molto importante, e quindi vediamo di continuare con i guerrieri del Guado nuovamente verso il territorio romano, sempre con la marcia forzata. Andiamo a tutta manetta. Abbiamo adesso svincolato anche l'esercito qui nel nord, le spade del potere, facciamolo scendere immediatamente. Questo sarà un esercito, ragazzi, potentissimo, armi di livello 3, gruppi di soldati scelti con spada, sicuramente ci sarà molto utile. Allora, avanziamo. Allora, per quanto riguarda questa bella battaglia, vediamo quello che possiamo combinare, nuovamente in modalità normale, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante. Ole! Allora, la provincia di Vellatri, io direi, ragazzi, di andare a sacrificare decisamente il nostro volere di Andraste da questa parte. Vediamo un pochettino. Certamente troviamo un piccolo esercito di guarnigione di appena 408 uomini, non andremo a soffrire molto, quindi direi di conquistare in maniera automatica l'assalto, la cittadina, ragazzi, scusate, perché ovviamente sarebbe una vittoria già certa, da smogliare. Ci sono addirittura uomini armati di pugnali che vogliono combattere, decimati, non sarebbe una battaglia molto bella da combattere, e sicuramente possiamo combatterla in modalità aggressione, sì, va equilibrata, dai, non vogliamo rischiare neanche tanto. Per la prima volta si va ad attaccare Roma, conquistando la prima cittadina, una vittoria decisiva, andando esclusivamente ad occupare la città senza particolari problemi. Ok, abbiamo ottenuto un altro grado e adesso l'impero si fa avanti, non conosce limiti. Allora abbiamo adesso l'opportunità di creare altri 2 eserciti, finalmente, e possiamo addirittura emanare, mi sembra, nuovi editti. Ok, allora abbiamo conquistato costruzioni romane, terreno consacrato, una sorta di Pantheon da questa parte, tempio di Giove. Guardate che fighi, ragazzi. Allora, intanto vediamo di ragionare. I campioni di Albione, vediamo di fare qualcosa. Procediamo allora, ragioniamo. I reti per adesso non ci stanno creando problemi. Qui nel nord c'è la cittadina di Genova, una repubblica marinara. Ancora per le repubbliche marinare ce n'era di tempo. Comunque la cittadina di Armium, degli Elvezzi. Per adesso finiamo, ragazzi, con Roma, e magari più avanti ci concentreremo con gli Elvezzi. Allora, conquistiamo direttamente tutta la costa tirrenica e magari anche la zona va bene, dello Ionio, e dopo ci lanceremo sull'Adriatico. Però io direi intanto i campioni di Albione facciamoli rifornire di armi e munizioni a Velleatri. Allora, vediamo di ragionare. Questo edificio è un paese romano che produce del vino, però non è disponibile con la nostra cultura, quindi lo convertiremo al più presto. Il cibo, ragazzi, inizia a scarseggiare. Questa è una costruzione, un terreno consacrato per l'ordine pubblico, e questo mi sembra un altro, sì, 2 edifici religiosi. Allora, convertiamoli immediatamente. Il primo, ragazzi, nell'altare di Rosmerta, per dare immediatamente, subito, dell'ordine pubblico, e l'altro, se possiamo, demoliamolo. Va bene, con questo esercito procederemo ancora qualche passo in avanti e imposteremo una modalità fortifica. Ok, vediamo un pochettino se possiamo non possiamo farlo più, maledizione. Vabbè, adesso lo faremo, così eviteremo particolari problemi con la cittadina di Roma. Allora, vediamo un pochettino, stiamo procedendo da questa parte. A Gadire la situazione sta migliorando, a breve migliorerà. Va bene, ai Bossim tutto sta andando secondo i piani. Va bene da questa parte. Questo esercito mi sa che ha ultimato le sue possibilità di movimento. Sì, ragazzi, va bene, ci becchiamo all'interno del prossimo turno per vedere quello che accadrà direttamente all'interno del contesto. Bene, eccoci arrivati. Allora, vediamo un po', ancora popolazione motivata in Aquitania. Probabilmente stiamo attraversando proprio un periodo d'oro, continuano a crescere le nostre grandi popolazioni all'interno di tutta l'area, ovviamente inerente al nostro contesto europeo, anche nelle Baleari. Allora, miglioriamo ancora il pozzo per la crescita agricola della nostra regione, continuiamo a costruire, no, per adesso basta, per evitare quindi problemi con l'ordine pubblico. Intanto finalmente i Maesili pongono fine alla loro esistenza, probabilmente l'hanno completamente conquistati. Vediamo che è riuscita a spuntarla. I Lusitani, ovviamente l'attuale Portogallo, ancora popolazione incoraggiata in provincia, proprio a Tolosa, non ci sono particolari problemi. Continuiamo, ragazzi, con la nostra agricoltura per migliorare il nostro capitale. Per quanto riguarda l'alleanza Cantabri con la Libia, finalmente sono riusciti a stipulare un accordo di alleanza. Allora, vediamo quello che è successo. Portiamo immediatamente i nostri guerrieri del Guado immediatamente nel nostro contesto romano. Vediamo un po', anzi, sì, mi sa, ragazzi, che c'è anche la provincia, la cittadina di Napoli, che può dare qualche problema, quindi sbarchiamo nuovamente qui, ovviamente nella nostra penisola, nella nostra zona ormai conquistata. Allora, procediamo. Allora, con i campioni di Albione potremmo direttamente andare a conquistare Roma, però io, ragazzi, non voglio rischiare, non ho armi d'assedio, quindi sicuramente dovrei andare a gettare a terra le mura con una fatica
fatica davvero enorme, e per adesso vediamo di rimanere qui. Allora, con questo esercito portiamoci da questa parte, vediamo un pochettino quello che possiamo fare qui. Mi sa che possiamo reclutare dei mercenari, ok, però per quanto riguarda, ok, allora nella cittadina di Velatri cercheremo di intensificare la nostra potenza bellica. Ok, allora avanziamo. Intanto, dove sono le nostre unità? Ovviamente il nostro esercito principale con le nostre armi d'assedio, eccolo qui. Allora, procediamo ancora da questa parte, stiamo anche scendendo con la nostra grande unità d'attacco, eccola qui. Anzi ragazzi, io direi in modo tale da non sacrificare troppo tempo per la conquista. Vediamo un attimino. Intanto io direi di dare solo un'occhiata, magari ci ritiriamo a Roma, vediamo quello che si nasconde qua dentro. Ok, allora abbiamo solo delle unità di guarnigione, eccole qui, proprio delle unità quasi distrutte, proprio l'impero, appunto Roma è proprio in procinto di crollare. Abbiamo una bella scala Pioli proprio per 4, aggiungiamo anche una torre mobile d'assedio. Allora, visto che ci vogliono solo ragazzi 2 turni per penetrare per non penetrare con la forza, io direi ancora di continuare l'assedio per evitare problemi. Probabilmente io mi aspettavo una resistenza molto più complicata. Scusate, abbiamo appunto una zona, un generale che appunto ha guadagnato qualcosa. Eccolo qui, il nostro grande amico. È giusto che assuma le sue novità e appunto le sue ricompense. Vediamo di renderlo generale, più 2 autorità e meno 2 costi di mantenimento. Ancora, vuoi davvero? Le seguenti questioni sono risolte. Puoi ancora emanare un editto. E dove? Scusate ragazzi, vediamo un pochettino. Probabilmente nella nostra provincia nuova. No, credo. Vediamo un pochettino. Probabilmente in basso, vediamo un po' nelle nostre nuove regioni, diamo un'occhiata se possiamo emanare qualche editto. 1 su 2, vediamo un po', forse da questa parte, o forse in una nostra regione già compiuta. Vediamo un pochettino qui al nord, diamo un'occhiata, Camdolium. Perfetto, allora abbiamo emanato già un primo editto. Allora, migrazione, crescita per turno, ricchezza derivante dal commercio, cibo, ordine pubblico, pressione fiscale. Allora, io ragazzi direi di aumentare per adesso la pressione fiscale in modo tale da essere ancora più competitivi nell'ambito economico. Dico, a Roma mi aspettavo una presenza maggiore di unità, soprattutto vi ricordate quell'esercito che abbiamo visto appunto in passato? Era appunto all'interno della cittadina di Roma, quindi non volevo rischiare troppo, ho aspettato qualche anno, però mi aspettavo una resistenza molto più complicata a Roma e nelle circostanze. Però adesso stiamo andando ad analizzare un pochettino la situazione. Più avanti vedremo di capire quello che succede. Sicuramente battaglie ragazzi ce ne saranno, perché se non è Roma sarà Sparta, sicuramente una delle due dovrà cessare di esistere. Quindi dopo aver conquistato la penisola italica, tutte le regioni che possiamo, tranne la Sicilia, perché avete visto che appartiene per adesso a Cartagine, anzi potremmo anche lanciarci. Gli Elvezi intanto cercano un'alleanza difensiva. Niente ragazzi, cerchiamo di capire quello che possiamo fare. Magari ci lanceremo nel Peloponneso e conquisteremo l'intera Grecia. Però ancora le idee sono molte, vediamo di procedere con calma. Forse ci siamo lanciati troppo, però strano, credevo che Roma fosse molto più potente e che dai primi turni, anche quando ci andavamo a formare, non la vedevo così proprio pronta a conquistare. È rimasta sempre in quell'ambito italico. Addirittura i Nasamoni ci chiedono un patto di non aggressione, ma io non voglio proprio conquistarli, non ho a che fare con il vostro territorio. Quindi proprio credevo che il popolo romano si espandesse con molta più continuità, invece è rimasto sempre all'interno di quelle 2-3 province, bloccato, non è riuscito più a uscire, proprio perché è stato sempre contorniato dalla Libia, probabilmente anche da Sparta, quindi è rimasto sempre lì, quindi non ha causato grossi problemi. Intanto si imbarca nei Vivisci. Allora, cause naturali, il generale Barnaeus muore, probabilmente come al solito, e vediamo di nominarne uno nuovo. Vediamo un pochettino, meno 5 al murale tutte le unità nemiche, questo è importante, vediamo di sceglierlo. Allora, vediamo quello che può succedere. Una nobile fine, complimenti amico mio. Allora, vediamo un pochettino, ecco appunto le armate romane che, attenzione gli Elvezi da queste parti, quello che vogliono combinare, attenzione tutto questo nervosismo. Allora, siamo probabilmente in una zona, in una sorta di assedio di logoramento, quindi per 140 unità ragazze contro circa 4000. Allora, addirittura abbiamo anche gli Elvezi che ci rompono un pochettino le scatole. Allora, io direi ragazzi di risolvere automaticamente l'assalto con queste poche unità, e quindi in modalità equilibrio andiamo a conquistare questa bella cittadina. Probabilmente non hanno combattuto con grande valore perché è una bella vittoria decisiva, e occupiamo la bella cittadina di Roma. Roma è persa. Un nuovo video, vediamo un po'. È presa soprattutto.
ormai i legionari, appunto gli ultimi legionari che c'erano non sono riusciti più a far nulla, appena 140 unità, addirittura qualche uomo civile, eccolo qua, una specie, eccolo, contornato da soldati iceni, eccoli qua appunto, mamma mia, addirittura hanno la casacca in blu, ragazzi, vuol dire che appartengono proprio al nostro schieramento. Ecco qualche senatore ormai, no, non è un senatore, eccolo, qui cade la statua direttamente del principale esponente del contesto romano di quel tempo, e sicuramente siamo riusciti a conquistarla aumentando anche il grado del nostro grande generale. Bene ragazzi, abbiamo ottenuto il controllo di Roma. Cartagine maledetta, basta ragazzi, qua la guerra con Cartagine è sicuramente immediata, perché non possono come al solito intrufolarsi nei nostri affari. Quindi ragazzi, se la Libia ci vuole seguire in guerra contro Cartagine, bene, altrimenti niente, perché davvero ci stanno rubando tutte le province, quindi sicuramente nel prossimo turno vedremo quello che possiamo fare, perché se dichiarassimo guerra a Cartagine, io questo esercito qui, i vincitori di Obrauco, non lo porterò direttamente in Italia, ma lo porterò certamente in Sardegna, e distruggeremo tutte queste province per poi conquistare sia la Corsica che la Sardegna e penetrare in Sicilia, in modo tale da conquistare l'intera penisola secondo due fronti, un fronte ovest e un fronte est, così, in questa maniera. Allora ragazzi, abbiamo ottenuto il controllo di Roma, mi dispiace di non aver combattuto alcuna battaglia molto intensa, però potete vedere che la cittadina di Roma non aveva appunto alcuna unità, non valeva neanche la pena combattere contro 100 uomini, neanche a Belatri contro 300 uomini, appunto contro 4000 uomini, non so che cosa potevano fare. Sicuramente c'è qualche esercito ancora romano che si aggira nei dintorni, sicuramente i nostri agenti lo scopriranno. Prima di lasciarvi ragazzi, convertiremo la colonia romana ovviamente nella nostra città fortificata barbarica, è l'unica cosa che possiamo fare, altrimenti vediamo un po' cosa possiamo reclutare. Agricoltori e frombolieri britanni invece in queste condizioni, ovviamente il tutto va bene. Con questo ovviamente la guarnigione militare vedremo di convertirla nella fornace del bronzo, in modo tale da avere un'ottima possibilità di contrattacco, quindi a Roma sicuramente anche un'ottima possibilità offensiva per conquistare anche le prossime regioni. Vediamo un pochettino questo edificio, il bosco delle ninfe, vediamo di convertirlo nell'altare di Rosmerta, eccolo qua come al solito, perché ci conferisce sempre ottimo ordine pubblico. E per quanto riguarda questo edificio pubblico, l'Agorà, vediamo di convertirla in una bella zona comune per il centro cittadino. La città di Roma sembra più felice ragazzi sotto il nostro governo che sotto il governo appunto di Roma stessa. Sono felici appunto con il nostro esercito dentro e sicuramente con l'esercito romano fuori. Io mi ricordo ragazzi, prima di conquistarla c'era circa meno 50 di ordine pubblico, quindi abbiamo guadagnato molto. Allora questo esercito lo spostiamo in avanti proprio nei pressi di Cartagine, però voglio vedere ragazzi con gli Elvezi come siamo combinati, cioè che sta succedendo con gli Elvezi, siamo alleati, amici, vediamo che succede. Non siamo alleati, loro hanno solo come alleati reti, attenzione ragazzi che la conquista degli Elvezi potrebbe essere dura, e i norici non scoperti. Va bene, allora ragazzi vi lascio con questo bel contesto territoriale. Abbiamo ultimato la nostra conquista di Roma, il nostro esercito è un pochettino frastagliato, ci siamo come dire, abbiamo ottenuto i diversi territori proprio nel sud dell'Africa, però adesso ci stiamo lanciando anche nella conquista della penisola, come appunto dice il nostro obiettivo. La nostra penisola italiana deve essere certamente completata e sicuramente dichiareremo guerra a Cartagine. Ci becchiamo ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!